Sì, anche quest'anno abbiamo il piacere di presentare 3 corsi di robotica per bambini, la fascia d'età è dai 6 ai 12 anni e li facciamo in collaborazione con il Summer Camp della Virtus Entella. Quindi le prime 2 settimane infatti i corsi verranno svolti in Colmata e le settimane sono dal 25 al 29 di giugno il corso base di robotica, quindi i bambini con i Lego iniziano a costruire i robot e a programmarli. La seconda settimana va dal 2 al 6 luglio, sempre in Colmata. E in questo caso i bambini giocano con i robot, ci sono dei kit dedicati ai robot di Star Wars, quindi i bambini costruiscono i robot di Star Wars e hanno le lezioni sono tutti i giorni dalle 2 alle 16, quindi sono 5 incontri dal lunedì al venerdì in Colmata. La terza settimana, dal 9 al 13 di luglio, invece i bambini vengono accompagnati in un nuovo mondo, quello dei videogiochi, in particolare nel mondo di Minecraft, e giocheranno proprio creando questo mondo alternativo parallelo, però creeranno alcune location di Chiavari, quindi creeranno la loro città e giocheranno nella loro città. Chi collabora alla realizzazione di questi corsi? Allora, siamo felici di lavorare nuovamente con la scuola di robotica di Genova, che è la realtà legata alla robotica più importante che abbiamo sul territorio. Sono tutti studenti di ingegneria che, pur essendo molto preparati, hanno questo scopo che è quello di avvicinare i bambini alla robotica. Come si può fare per iscriversi? Allora, basta visitare il sito di YLab, quindi ylab.net. Nella sezione dedicata alla formazione ci sono tutti i dati, il numero di telefono e la mail a cui scrivere per avere informazioni. In realtà basta schiacciare un bottone e si arriva in automatico a un modulo da compilare. Ci sono delle agevolazioni particolari per alcune categorie? Sì, allora ci sono delle scontistiche per chi fa più corsi e soprattutto ci sono delle scontistiche dedicate a coloro che hanno già iscritto i bambini ai Summer Camp della Virtus Entella, quindi potranno accedere ai corsi di robotica con un prezzo agevolato.